Gli accessi alla spiaggia dell'Isola dei Conigli a Lampedusa raddoppiano, questo è il risultato raggiunto al termine di una riunione che si è svolta alla presidenza della regione siciliana, alla quale hanno partecipato, oltre che all'assessore regionale al territorio e ambiente Totò Cordaro, il sindaco di Lampedusa Totò Martello, il direttore della riserva naturale dell'isola di Lampedusa Angelo Di Marca di Legambiente, il direttore generale dell'assessorato al territorio e ambiente Giuseppe Battaglia e il responsabile dell'autorità di bacino Francesco Greco. Nel corso della riunione, che è stata anche richiesta dal sindaco Martello, si è discusso in particolare delle distanze da mantenere tra i visitatori per le esigenze legate alle regole Covid e della normativa vigente in materia di dissesto idrogeologico e del provvedimento recentemente adottato dalla riserva naturale Isola di Lampedusa che gestisce il sito, che attualmente limita l'accesso alla spiaggia a 340 persone al mattino e 340 nel pomeriggio. Dopo un approfondito confronto tra le parti presenti, il sindaco Martello è stato deciso che il numero dei visitatori che ogni giorno potranno accedere alla spiaggia sarà raddoppiato, passando da 340 a 680 persone, sia la mattina che nel pomeriggio. Sono soddisfatto per questo risultato che coniuga le esigenze di sicurezza con la vocazione turistica della nostra isola, in modo che 1400 persone al giorno potranno avere accesso alla spiaggia dell'Isola dei Conigli, conosciuta come una delle spiagge più belle del mondo. Un ringraziamento da parte del sindaco Martello arriva all'assessore Cordaro per l'attenzione che ha mostrato rispetto a questa vicenda e per avere convocato in tempi rapidi la riunione. Domani si terrà una nuova riunione per sottoscrivere l'intesa raggiunta e per fare entrare in vigore il nuovo provvedimento. L'assessorato territorio e ambiente indicherà inoltre le procedure necessarie alle prenotazioni per accesso alla spiaggia.